Amici di TeleG, buongiorno, ben ritrovati e come sempre buon sabato. Anche oggi un'altra puntata di Biazantes da dedicare alla Pasqua, nello specifico al sabato e al giorno di Pasqua, alla resurrezione della domenica. In compagnia di chi? Come sempre, di Bruno Lombardi. Ciao a te, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora Bruno, sabato e domenica, chiusura di quella settimana santa di cui ci siamo già occupati nelle puntate precedenti. Ecco, il tuo discorso oggi su queste due grandi giornate. Beh, sai, molti o quasi tutti ricordano l'incontro, no? Tra i simulacri di Nostra Signora e di Cristo risorto. Ma in realtà però c'è tanto dietro, È vero, quello potrebbe essere il culmine, no, di quella giornata di Pasqua, però c'è tanto dietro che inizia da Sabato Santo e che riguarda certamente il vivere quei momenti che riguardano l'aspetto liturgico e paraliturgico che ci racconta. La stessa veglia pasquale, insomma. Infatti lì c'è proprio un momento particolare. Noi sappiamo che Cristo discende agli inferi, questo, no, si dice, no? Per liberare appunto coloro che sono morti dal peccato. Soprattutto c'è sempre riferimento non solo a quei profeti, quindi che ovviamente non sono stati battezzati, no, in quel senso, ma Adamo ed Eva. Quindi abbiamo tutta una grande iconografia su questo aspetto. Ma nell'ambito anche di quei momenti c'è la benedizione del fuoco del sacerdote, no? C'è anche la consacrazione, o comunque la dedicazione del cero pasquale, quindi c'è tutta la ritualità. E io invito molti ad andare a vedere questi aspetti e a concentrarsi. Noi ne abbiamo qualche immagine, ne ho fatto andare così in onda qualche immagine, perché lì poi avviene tutto quello che è una serie di ritualità che arriveranno fino poi al giorno di Pasqua. L'altra ritualità è quella appunto nella fonte battesimale, dove il sacerdote arriva, no, nella fonte battesimale. C'è quindi questo aspetto del ricongiungere, no, l'alternanza delle tenebre alla luce. Non solo, ma poi anche prendere da quel cero pasquale la luce del cero pasquale, del fuoco di quel cero pasquale, di tutti i fedeli con la candela. Lo che chiamano l'alfa e l'omega. E questo è molto importante, perché vedi una comunità racchiusa in un silenzio che parla, che dal buio si rinnova attraverso la luce. Questa è la simbologia interessante, che è poi Cristo stesso, ed è attraversata questo aspetto, è attraversato la presenza anche confraternale che veicola, ricordiamo, la comunità nel rapporto, no, tra il clero, quindi e la comunità stessa. E ci sono anche dei canti che non mancheranno mai. È anche vero che durante questo momento non si canta praticamente, perché ancora si sta meditando, Cristo è comunque ancora morto, no? È questo. Poi solo dopo, quindi nella veglia pasquale, solo dopo appunto la luce che ritorna con Cristo risorto, lì è possibile fare festa, perché è una vera festa, ed è una festa anche in ambito enogastronomico, se vogliamo chiamarlo così, usare questo aspetto. Ma ricordiamoci il simbolo anche del pane pasquale, importantissimo, che ancora oggi in Sardegna in tante località è presente, non manca, e quindi è un rapporto ancora con la nostra storia e identità sarda. E poi tutti quelli che sono i famosi dolci, buonissimi dolci pasquali, e ovviamente un buon bicchiere di vino. E si riporta a quello che poi sarà la domenica mattina della processione, disincontro, no? E dell'incontro che in tante località della Sardegna sono veramente ricche. Mi piace ricordare specialmente la ricchezza di quelle barbaricine. Veramente affascinante andare a vederle in Barbagia, non so, quelle di Oliena, quelle di Desulo, di Fonni. Veramente andate a vederle, c'è una ricchezza di colori, di fiori, di profumi, anche rosé, non voglio dimenticarlo, dove lì si vede la Sardegna tutta vera attraverso questa bellezza che è la resurrezione di nostro Signore. Ecco, anche a Sassari è ricordata questa giornata con una processione che onestamente in tanti non conoscono. Io non ti nego che sono uno di quelli che tutte le settimane sante partecipava a tutte le processioni, però non ero a conoscenza della processione di Sincontru che invece si tiene la domenica mattina a Sassari, dove due processioni che escono da due chiese diverse
una dalla chiesa di Sant'Antonio Abate, Certo. dai Servi di Maria con il simulacro della Madonna, e una che esce dalla chiesa della Trinità con il simulacro del Cristo risorto. Sì, e poi si incontrano in cattedrale. Esatto, si incontrano in piazza Colonna Mariana, Sì. sotto proprio la statua della Madonna. C'è tutto un rito particolare, Sì, con c'è- i barracelli che sparano a Sì, salve sì, sì. in alto. Sì, sì. È proprio una festa, proprio C'è l'incontro. anche la presenza di alcuni gremi, o c'è stata in antico, o almeno fino a un centinaio d'anni fa c'erano praticamente tutti i gremi, perché la Pasqua era una solennità obbligatoria da seguire per i gremi e per Sì, uscire. sì. Accolti tra l'altro da autorità religiose, quindi Sì, sì, sì. il vescovo Sì, sì. in capo, e anche sempre o solitamente partecipata anche dal E sindaco. potrebbe essere un altro ulteriore momento per ricordare che il centro storico vive la sua tradizione ininterrottamente e la vuole, se ne vuole riappropriare sempre di più. E si spera che questo accada. È vero, è una processione che pochi seguono effettivamente. Ecco, siccome chiuderemo ugualmente come sempre con un canto, Sì. però mi piacerebbe chiudere questa puntata quando hai detto che finalmente si può far festa, e noi abbiamo delle vere e proprie tradizioni gastronomiche, culinarie della giornata di Pasqua. Dici qualcosa di ciò che sai di questo. Chiudiamo in bellezza. Quello con più un buon importante bicchiere di vino. è ovviamente l'agnello, perché è quello, no, il piatto più importante. È anche vero che questa giornata ci riporterà poi al lunedì di Pasquetta, che è un altro momento che noi oggi Ci non sono stiamo. le gite fuori porta, Ecco. quindi Però anche lì è legato l'aspetto, perché non manca la ritualità, no? Paraliturgica, confraternale e tutto il resto. Per esempio si dice ancora oggi in molti paesi usciamo lunedì a bocchire sul demonio, che alcuni giovani ancora lo fanno, che pestano i piedi per terra, e quindi è proprio il trionfo forse di queste grandi giornate. L'agnello io credo che forse sia il maggiore, il simbolo. Abbiamo ricordato anche quel pane pasquale che si mangia proprio il giorno di Pasqua, ovviamente. in termini di dolci abbiamo le classiche formaggelle, Sì, le uova di Pasqua, c'è- ormai è diventato un classico. ma sì, poi ovviamente tu sai meglio di me che molti paesi hanno vari dolci, no? Quindi non manca questo aspetto. Forse è più da celebrare l'aspetto della comunità in questo momento che si ritrova. Io ne ho passato tante di Pasqua. Poi soprattutto hai detto anche della giornata del lunedì dell'Angelo di Pasquetta, dove è un classico la gita fuori porta. Là chi ha la possibilità ne approfitta per farsi le prime arrostite in virtù dell'arrivo della primavera, quindi all'aperto, carne alla brace e a go-go. Ma quando non si ha la possibilità di arrostire, perché magari si è andati in aperta campagna, quindi evitando quelli che sono i pericoli di incendio, eccetera, non si arrostisce, allora c'è il classico piatto di cigioni, di gnocchetti, di quelli che poi prendono la forma del contenitore. Quindi la Pasqua possiamo chiudere e dire che è un momento di grande importanza spirituale, di comunità, e che ci ricorda anche quanto sia importante mangiare insieme, stare insieme, vivere insieme quei momenti che magari domani passano, e chissà, magari se potremo ancora fare. E io dico sempre, ne approfitto per lanciare un messaggio: mangiare sì, bere sì, ma con moderazione, anche perché poi quando si torna a casa si deve essere sempre prudenti, sobri, quindi senza dover creare problemi, fare in modo che la giornata di festa si concluda nel migliore dei modi, quindi godendosi appieno la festa, anche tornando a casa. Bruno, abbiamo concluso. Chiudiamo questo ciclo di puntate con te. Sì, io mi auguro che possiamo riprendere, chissà. Tu inizia, intanto so che hai sempre tante novità da raccontarci, vuol dire che abbiamo concluso questo ciclo, avevamo parlato di una quarantina di puntate, abbiamo rispettato la tabella di marcia
E chissà, io sarei dell'avviso che possiamo farci Io sono sempre assolutamente un'altra felice chiacchierata, anche e perché contento. è stato molto bello quello che abbiamo Io fatto. vi ringrazio, mi ha insieme a fatto te. piacere, quindi ringrazio anche l'editore, ovviamente. Sì, ringrazio te per questa compagnia, no, di viaggio così, e quindi speriamo di aver dato delle buone informazioni sulla nostra cultura. Penso assolutamente sì, E anzi, io adesso mi occuperò un po' delle altre cose che ho io da fare, un preferirei po' di darti pubblicazioni. un quindi arrivederci. assolutamente piuttosto. sono d'accordo Quindi, e ti ringrazio. grazie a te. Grazie. E grazie naturalmente anche a voi a casa, mi raccomando, abbiamo parlato della Pasqua, godiamocela tutta, speriamo, nel migliore dei modi. Quindi tanti auguri a tutti. Grazie ancora per essere stati con noi, www.teleg.tv. Grazie. Regina Teliletare. Cui acque meruisti portare